Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Pizzo e controllo del caro estinto all'ospedale Villa Sofia di Palermo nel blitz contro il mandamento di Resuttana. Imprenditori e insospettabili professionisti tra i 18 arrestati. Le intercettazioni hanno una città nelle mani. Militari statunitensi e italiani a Gela per commemorare gli 80 anni dallo sbarco degli alleati in Sicilia. Questa mattina cerimonia sul ponte di Rillo con l'appello dei 39 soldati morti nella storica battaglia della Seconda Guerra Mondiale. Metalmeccanici in corteo a Milazzo per lo sciopero nazionale proclamato da tutte le sigle sindacali. I lavoratori chiedono investimenti e lo stop ad appalti selvaggi. L'acqua in centro a Messina torna potabile, finita l'emergenza dopo la contaminazione dovuta a una perdita di gasolio. Il comune vara 2 ordinanze per evitare altri casi. Maturità per meriti speciali. Al 4º anno abbiamo incontrato Nicole in sala con la studentessa di Serra di Falco, diplomatasi con il massimo dei voti al liceo scientifico di Canicattì. Il caro estate incide anche sul gelato. Nel 2023 in Italia il costo è aumentato del 23%, in Sicilia del 15%. Nonostante i prezzi, il cono resta un piacere irrinunciabile. Calcio, è cominciato il ritiro precampionato del Palermo al lavoro in Trentino. L'allenatore Corini non nasconde le ambizioni di promozione in Serie A, continua la campagna di rafforzamento, imminente l'ufficializzazione di Roberto Insigne. Ancora ben trovati da Sicilia 24, apriamo il nostro telegiornale occupandoci del blitz al mandamento di Resuttana a Palermo. Ci sono stati 18 arresti, 16 in carcere, 2 domiciliari, fra cui alcuni personaggi davvero insospettabili, un commercialista, un notaio, imprenditore. Il questore Laricchia ha dichiarato: è borghesia mafiosa a servizio di Cosa Nostra. Il clan aveva anche il controllo dei servizi funebri presso l'ospedale Villa Sofia. Ci riferisce tutto Lorena Dolci. Hanno una città nelle mani, dicevano gli uomini d'onore intercettati, riferendosi ai vertici della cosca. Il clan è quello di Resuttana, uno dei più ricchi di Palermo. Dopo anni al 41 bis ne ha ripreso saldamente il controllo Salvo Genova, storico alleato dello Piccolo e dei Madonia, uomo di peso insomma. Di lui un favoreggiatore de Greviano diceva: Genova è il tutto. Il boss è tornato, impartisce ordini, risolve controversie, dà istruzioni, in una parola comanda. Resurrezione si chiama infatti il blitz della polizia, che ha portato a 18 arresti per boss, gregari, estorsori, ma anche professionisti e piccoli e medi imprenditori, quella zona grigia che con la mafia fa affari e va a braccetto. L'indagine, coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Marzio Sabella, mette assieme tutti i tasselli di quelle complicità. Mente imprenditoriale dell'organizzazione, il commercialista Giuseppe Mesia, arrestato per associazione mafiosa, era andato fino a Milano per salutare il boss all'uscita dal carcere di Opera. Se noi non parliamo, io non faccio, gli aveva detto. Il notaio Sergio Tripodi è finito ai domiciliari perché avrebbe mandato un gruppo di mafiosi a liberare alcuni appartamenti appena acquistati. L'inquilino protestava: non dovevate venire voi, io penso che doveva venire la legge, ma la legge a Resuttana è quella mafiosa. All'imprenditore Giovanni Quartararo, patron dell'omonima catena di negozi di calzature, contestano invece di aver organizzato incontri riservati per conto dei boss, vicini anche ad un altro imprenditore, Benedetto Alerio, della società che gestisce le pollerie Savoca, di cui il GIP ha disposto il sequestro. Fra gli arrestati c'è poi l'imprenditore edile Agostino Affatigato. Una borghesia mafiosa, ha sottolineato il questore Laricchia, che non ha esitato a mettere a disposizione le proprie competenze a vantaggio di Cosa Nostra. Il territorio poi si controlla con l'estorsione a tappeto. Gli imprenditori si mettono a posto con il classico rito della bacinella, in cui si versa il pizzo. Il racket non risparmia nessuna attività, neanche i funerali. Le indagini hanno accertato il controllo e la gestione delle agenzie funebri presso l'ospedale Villa Sofia di Palermo. La gestione del pizzo avrebbe creato anche delle fibrillazioni tra i due mandamenti confinanti, Resuttana e San Lorenzo, definite nel corso di una riunione chiarificatrice tra i rappresentanti delle due famiglie.
E c'è stata un'altra sparatoria a Catania la scorsa notte. Un incensurato di 32 anni si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro con una ferita d'arma da fuoco al gluteo. L'uomo non ha fornito indicazioni sulla dinamica dei fatti. Nei giorni scorsi un altro episodio simile aveva visto coinvolto un 47enne gambizzato al villaggio Sant'Agata, mentre è di una decina di giorni fa la sparatoria ennesima che, lo ricordiamo, ha causato la morte di un albanese, coinvolgendo altre 5 persone. Voltiamo pagina, al via oggi a Gela alle celebrazioni dell'80° anniversario dello sbarco degli alleati in Sicilia. Oggi il primo intenso momento di ricordo con la deposizione di una corona commemorativa ai piedi della pietra monumento in ricordo dei caduti di tutte le guerre e con la cerimonia di Ponte di Rillo, dove il 10 luglio del 43 si svolse la battaglia di Gela. Sentiamo Gerry Italia. Truppe americane ed italiane di nuovo insieme 80 anni dopo sul lungomare di Gela per commemorare l'anniversario dello sbarco alleato. Quest'anno saranno tantissimi i momenti che accompagneranno i gelesi in un lungo viaggio nella memoria di quei giorni del luglio del 43, quando Gela si trasformò in un crocevia per la storia. L'operazione Husky, come venne chiamata in codice, fu una colossale manovra militare che segnò l'inizio della campagna d'Italia e fu anche il primo passo della penetrazione alleata nel continente europeo. Oggi il primo intenso momento di ricordo con la deposizione di una corona commemorativa ai piedi della pietra monumento in ricordo dei caduti di tutte le guerre, posta a pochi metri dal pontile simbolo della notte dello sbarco. Presenti alla cerimonia tutte le autorità civili e militari, oltre che una delegazione della US Navy, che nell'occasione ha voluto ricordare l'importanza storica del giorno che cambiò il corso della Seconda Guerra Mondiale. L'importanza di oggi è l'eroismo di quelli che hanno combattuto per difendere questi valori e quello che loro potranno fare, diciamo, nel futuro per preservare questi valori. Soprattutto è importante che questo venga fatto in questa città da cui è partito tutto. Io penso che questi valori di democrazia siano eterni e che gli uomini devono essere pronti a combattere per preservare questi valori. A mezzogiorno il classico roll call a Ponte di Rillo, l'appello dei 39 soldati statunitensi morti in quella che fu una battaglia storica della Seconda Guerra Mondiale, alla presenza di Helen Patton, la nipote del celebre generale George Patton che il 10 luglio guidò lo sbarco delle truppe alleate. Per me è un onore essere qui per onorare tutti coloro che hanno partecipato a questa guerra, le vittime, coloro che hanno partecipato a questo evento così terribile. La cerimonia si è conclusa con il concerto della banda musicale della NATO. 5 persone tra i 45 e i 32 anni sono state arrestate dalla polizia perché ritenute gli autori di una rapina compiuta il 26 novembre del 2021 nell'agenzia del Monte dei Paschi di Siena di Vittoria, che fruttò un bottino di 70.000 euro. Tra di loro anche una guardia giurata catanese in servizio presso un ospedale della città che sarebbe stata a conoscenza dei sistemi di sicurezza delle banche e che avrebbe fatto da intermediario tra i rapinatori catanesi e il gruppo dei vittoriesi. Adesso andiamo a Lampedusa e lo facciamo per raccontarvi di un ennesimo momento di difficoltà dell'hotspot che ospita quasi 2.000 migranti, ma anche della fervente attività del poliambulatorio ginecologico attivo da 3 mesi che non si è praticamente mai fermato, prestando grande attenzione alla salute delle donne migranti. Il servizio è di Orazio Longo. In 400 su Porto Empedocle e altri 177 dirottati su Bergamo, la prefettura di Agrigento, d'intesa col Viminale, continua a lavorare per predisporre tramite traghetti e voli charter i trasferimenti dei numerosi migranti giunti in queste ore a Lampedusa. Sbarchi che non si fermano. Diversi barchini sono stati soccorsi in area SAR e agganciati nelle acque antistanti all'isola dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Un'emergenza continua che vede donne e minori tra i più esposti a rischi e pericoli della traversata, come spiegano dal poliambulatorio di ginecologia di Lampedusa, che da 3 mesi è attivo 7 giorni su 7. Con questo servizio dal 1° di aprile siamo riusciti a coprire 7 giorni su 7 la presenza di un ginecologo. Questo ci ha consentito di erogare circa 400 prestazioni in 3 mesi. Abbiamo verificato che di queste prestazioni circa 300 sono state prestazioni che è stato possibile organizzare ambulatoriamente, quindi nelle ore diurne, mentre
inoltre per circa un quarto delle prestazioni, circa 100 prestazioni, sono state erogate in modalità di pronto soccorso, e queste prestazioni sono state quasi tutte erogate a da personale nostro ginecologo a migranti che sbarcavano e sono sbarcate durante le ore anche notturne e sono state prontamente visitate. Questo ha comportato un risparmio anche in termini economici per quanto riguarda il trasporto di soccorso, perché per esempio nel mese di maggio non c'è stato nessun trasferimento in di soccorso. All'interno del poliambulatorio anche una sala parto. Una stanza del poliambulatorio l'abbiamo attrezzata a saletta chirurgica con una piccola sala parto, diciamo improvvisata, nel senso che abbiamo messo tutti gli strumenti anche chirurgici che possono servire all'assistenza di un parto in emergenza, così come abbiamo fatto una fornitura di farmaci che sono adeguati per l'assistenza al parto e al postpartum. Oggi sciopero nazionale dei metalmeccanici che è stato indetto da tutte le sigle sindacali. Anche Milazzo ha aderito con un corteo di lavoratori che ha chiesto investimenti e lo stop agli appalti selvaggi. Francesco Triolo. Chiedono investimenti e piani industriali, meno precarietà, lo stop ad appalti selvaggi e al dumping contrattuale. Queste le motivazioni alla base di uno sciopero nazionale di 4 ore dei lavoratori metalmeccanici indetto da FIOM CGIL, FIM CISL e Wilm Will, che sul territorio messinese però è stato allargato a tutta la giornata. A Milazzo, territorio in cui insistono la raffineria mediterranea, le acciaierie Duferdo, la centrale A2A e tante altre piccole industrie, i sindacati hanno portato in piazza alcune centinaia di lavoratori per un corteo che nella città del Capo non si vedeva dal 2009. A livello nazionale i sindacati chiedono una piattaforma rivendicativa che punta alla soluzione per le crisi aperte e una transizione energetica sostenibile sul piano ambientale e sociale. Qui l'obiettivo è l'apertura di un tavolo in prefettura per governare da vicino questi processi. In bilico ci sono migliaia di posti di lavoro tra diretto ed indotto, oltre 10.000 operai metalmeccanici interessati. L'industria nel nostro territorio è stata defraudata di pezzi di storia, come dalla cantieristica navale alla centrale Enel, che oggi si chiama A2A, all'acciaieria, quindi abbiamo diverse criticità che ci portano a manifestare e a far sentire la nostra voce ancora più forte. Che la crisi in questo territorio è gravissima, e poi perché non esiste un piano industriale né per l'acciaieria né per la 2A e in parte anche per la RAM rispetto a come si attrezza per affrontare la transizione energetica. Qui occorre un piano di investimenti certo, con le ricadute occupazionali certe, per dare una prospettiva a un territorio che ha pagato un prezzo molto alto per questi impianti. Politiche nuove per una transizione sostenibile, non solo sul punto di vista ambientale, ma anche sul punto di vista sociale, industriale e culturale. Quindi abbiamo la necessità che il governo metta in atto una politica per la transizione industriale. Ma non solo il governo, anche l'Europa. Il corteo, partito dalla raffineria di Milazzo, ha percorso tutto il lungomare sino al porto e poi nel piazzale davanti al comune, perché secondo i sindacati anche le istituzioni hanno un ruolo determinante nel pretendere investimenti e una transizione energetica ed ambientale sostenibile anche dal punto di vista occupazionale. Adesso ci fermiamo, una pausa e torniamo tra pochissimo. Parte di Sicilia 24 e a Messina termina l'emergenza acqua in centro dopo la contaminazione che era stata dovuta a una perdita di gasolio. Infatti da domani l'acqua tornerà potabile e sono anche pronte 2 ordinanze per evitare che succeda ancora una volta il servizio. Per il comune di Messina l'emergenza acqua è conclusa. A dirlo questa mattina in conferenza stampa è stato il sindaco Basile. L'acqua torna quindi potabile dopo che i risultati degli esami delle scorse settimane in diversi punti hanno evidenziato come i parametri siano ritornati nella norma, conformi a quelli che erano prima dell'inquinamento. L'emergenza acqua era nata dall'inquinamento di una parte della conduttura del centro città dovuta ad idrocarburi che poi sondaggi di AMAM hanno scoperto derivasse da una vecchia cisterna per riscaldamenti in disuso di un palazzo sulla via Principe Umberto. Se da domani, dopo un mese, tornerà la potabilità della zona interessata, i riflettori non sembrano però destinati ad abbassarsi. Pensabile che sotto il nostro territorio ci sia una cosa che neanche noi conosciamo, quindi siamo riusciti in un mese, grazie al lavoro puntuale della società,
a individuare, circoscrivere e oggi risolvere il problema. Da domani la città tornerà alla normalità. Dobbiamo stare tutti un po' più attenti e quindi ho già annunciato che farò un'ordinanza specifica, ancorché prevista dalla legge, affinché tutti i proprietari di condomini facciano un censimento puntuale dei serbatoi che, ancorché dismessi, devono essere stati dismessi in sicurezza. È impensabile che ci sia ancora gasolio dopo chissà quanti anni. Il Comune infatti emetterà 2 ordinanze, una di ritorno alla normalità che abrogherà le altre che vietavano il consumo dell'acqua ed una rivolta ai condomini e agli amministratori per un censimento delle cisterne di gasolio dismesse. Adesso vi presentiamo la studentessa prodigio che è riuscita in soli 4 anni ad essere considerata matura e tra l'altro conseguendo il massimo dei voti al liceo scientifico di Canicattì. Ha appena compiuto 18 anni, si è diplomata in anticipo e ve la presentiamo nel servizio di Davide Sardo. Lei si chiama Nicole Insalaco, è nativa di Serra di Falco in provincia di Caltanissetta, ha da poco compiuto 18 anni, frequenta il 4º anno del liceo scientifico Antonino Sciascia di Canicattì e ha conseguito la maturità con il massimo della votazione, 100 su 100. Al termine del 4º anno la studentessa prodigio è stata ammessa per meriti speciali, la prima in Sicilia, a sostenere gli esami di Stato conclusivi della secondaria di secondo grado, superandoli brillantemente. La prova orale si è conclusa tra i complimenti degli insegnanti e l'ovazione dei compagni di classe. L'esame di maturità è stata una bellissima esperienza, sicuramente è stato un po' strano, un po' particolare non aver affrontato l'ansia, quell'adrenalina la notte prima degli esami, delle prove scritte insieme ai miei compagni che mi hanno accompagnato in questo intero percorso. Non ho fatto nulla di eccezionale, di così straordinario, sicuramente ho studiato, ma con impegno, determinazione e costanza chiunque potrebbe riuscire a raggiungere questo obiettivo molto importante. Quale messaggio ti senti di rivolgere ai tuoi compagni che il prossimo anno sosterranno la maturità? Io vorrei fare un grande in bocca al lupo ai miei compagni e li invito a studiare tutto l'anno, a impegnarsi come hanno sempre fatto. La possibilità dell'accesso alla maturità per meriti speciali è prevista per gli studenti che hanno una media di voti superiore al 9 e Nicole è andata oltre perché è stata ammessa con tutti 10. Siamo orgogliosi tantissimo, le potete immaginare, perché il suo successo è anche il nostro successo, soprattutto per aver trovato quell'intesa giusta per accompagnare, per guidare la ragazza a questo obiettivo. Le soddisfazioni per Nicole Insalaco, figlia di un funzionario di polizia alla questura di Caltanissetta, non finiscono qui. Ha da sempre avuto la passione per la musica e la prossima settimana prenderà la laurea in violino al Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo a conclusione del suo percorso di studi. Una golosità che di certo è un po' l'emblema dell'estate. Parliamo del gelato, che sia cono, che sia coppetta, nonostante i rincari importanti, più 23% in Italia, più 15% soltanto in Sicilia, il gelato è qualcosa di assolutamente irrinunciabile. Sentiamo Francesco Aloi. Gelato, cioccolato, dolce, un po' salato. Gelato un po' salato? Sì, se pensiamo al costo. Rispetto allo scorso anno in Italia è aumentato del 23%. È quanto emerge da un'analisi di Coldiretti su dati Istat. Rispetto alla media nazionale non abbiamo fatto quell'aumento che c'è stato. Tant'è vero che in Sicilia ci attestiamo intorno al 10-15% massimo, dipende dalle città. Palermo è la città dove il gelato costa di più. Enna invece sta nella parte opposta della classifica. Sul rincaro pesano l'impennata dei costi di energia e materie prime. Uova, latte e zucchero si sentono non solo nel gusto ma anche nel portafoglio. Il costo energia pare che purtroppo ora stia andando per aumentare. Giornalmente abbiamo tantissimi clienti che hanno voglia di prendersi un gelato per rinfrescarsi, mangiare con una brioche bella piena con il gelato a pranzo.
gelato è sinonimo di estate, insieme alla colonnina di mercurio schizza su anche il consumo di questa bontà. Poi con la brioche è proprio tipico della Sicilia, bisogna provarlo. È buonissimo, è fresco, in una città come la nostra che è sempre così calda non possiamo fare a meno. Penso che sia un po' il periodo, l'inflazione, tutto quanto, però alla fine con il caldo è obbligatorio il gelato, dai. I siciliani preferiscono quello artigianale, pistacchio, cassata o cannolo per gustare la trinacria. Un rinfresco per il palato, ma come raccomandano gli esperti, senza farne abuso. Dobbiamo stare molto attenti, il nostro rapporto deve essere molto preciso col gelato. Un gelato al giorno, nel pomeriggio va bene, ma non sostituisce né pranzo né cena e non è la cosa più salutista che noi possiamo avere, tranne quando mangiamo soltanto un gelato alla frutta. Ad un cono così, impossibile resistere. Adesso ci fermiamo ancora, una pausa e poi ci occuperemo del Palermo che è già in ritiro. Ultima parte del nostro telegiornale. Il Palermo è in Trentino per il ritiro precampionato. La squadra suda, la dirigenza invece continua la campagna acquisti e a breve ci sarà anche l'ufficialità di Roberto Insigne. Marco Gullà. Le prime indicazioni che arrivano dal secondo giorno di ritiro del Palermo in Trentino è che Eugenio Corini sembra voler puntare sul 4-3-3 e che la squadra dovrà comunque adottare un abito camaleontico, cambiando modulo anche a gara in corso. Rosanero che sudano e lavorano a ronzone. L'obiettivo, come ha dichiarato lo stesso allenatore, è la promozione in Serie A, senza giri di parole. Per me è stato importante anche dal punto di vista proprio della proprietà capire cosa vuol dire lavorare a Palermo. C'è la volontà di alzare il nostro potenziale, di lottare, ambire a un traguardo molto prestigioso che noi tutti vogliamo raggiungere e di conseguenza quest'anno sicuramente le potenzialità per essere più competitivi ci saranno messe a disposizione. La nostra capacità, la mia capacità sarà far sì che tutto questo venga fatto rendere al meglio per fare un campionato il migliore possibile, per essere competitivi al meglio. Il Palermo non gioca quindi a carte coperte, la campagna acquisti fino adesso è un'assoluta candidatura alla promozione. Presi Lucioni, Ceccaroni, Vasic e Mancuso e a breve sarà ufficiale anche Roberto Insigne, ma il mercato dei rosanero non finisce qui, piacciono anche Tremolada e Collocolo e per l'attacco continua a stuzzicare l'idea di Massimo Coda del Genoa. E un approfondimento proprio sul calciomercato ci sarà dopo il nostro telegiornale con Sicilia 24 Focus condotto da Angelo Gagliano, interamente dedicato alla campagna trasferimenti e dunque alle trattative e alle operazioni già concluse da Catania, Palermo e Messina. Sentiremo anche le parole di Corini proprio dal ritiro in Trentino. E con questo è tutto, Sicilia 24 finisce qui, prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle ore 19, vi lascio ad Angelo Gagliano e al suo Focus e vi ringrazio per averci seguito.